Dopo tutti questi anni di vita, ma adesso esagero, però sai che non mi faccio più domande, ma lo sai perché? Perché di fondo ho passato mezza vita a cercare di rispondere e poi ho capito che certe risposte non esistono o forse cambiano di giorno in giorno, per cui se io mi domando cosa voglio soddisfare o cosa cerco di soddisfare attraverso il mio lavoro, parola tremenda lavoro, ma insomma non dobbiamo adesso sindacare, non è il posto esatto, è comunque un qualcosa che mi faccia star bene, che mi strappi un sorriso, così proprio quando mi guardo allo specchio e dopo un secondo aver visto questa mia faccia, questo mio faccione tremendo, riesco a vedere oltre questa facciata e ritrovo un sorriso, vuol dire che dopo tanti anni la risposta più bella è questa: ho fatto delle scelte inconsapevoli, perché in realtà io non ho fatto a 20 anni delle scelte, non so gli altri cosa ne pensano, ma io ho capito che non ho fatto delle scelte. Ho scelto la strada semplicemente che mi sembrava più consona, più leggera, più simpatica, a volte trascinato anche, però tutto è andato bene, tutto mi soddisfa, faccio una scultura e riesco ancora a gioirne, non tanto quando è commissionata, tanto quando la faccio perché ho bisogno di farlo. Perché trovo godimento nel togliere? Io torno un po' a quello che ho detto prima, ci ho messo tanto a capirlo, ma l'ho capito, non dico da 5 minuti, ma forse 10 minuti, adesso esagero, un po' ci gioco su queste parole, però è pazzesco come togliendo cerchi sempre qualcosa, no? Perché voi immaginate proprio di avere un tronco o una pietra enorme, io faccio un piccolo preappunto che difficilmente modello, la modellazione mi piace molto, ma non è quella cosa che cerco, perché io nella vita non voglio modellare, anche se l'essere umano cerca sempre di modellare qualcosa, occhio maiuscolo, o qualcuno, è una cosa che io me ne tengo veramente lontano, non voglio modellare perché non voglio essere modellato, per cui anche la scultura per me non è modellare, ma è cercare qualcosa all'interno della materia, del monoblocco, che sia un tronco di 2 metri, di 60 centimetri di diametro, o magari blocchi, a volte ho lavorato pietre molto grosse quando l'occasione era un po' il monumento, è cercare dentro qualcosa, non voglio cadere nella retorica facilissima e bellissima che a volte si usa, in cui si diceva che Michelangelo vedeva cosa c'era dentro. Sì, è una bella risposta. La mia traduzione a questo che io cerco. Certo, ho un progetto, perché si parte da un progetto, perché iniziare un blocco di marmo o anche solo un tronco di legno di 2 metri devi avere un progetto, perché sennò è come buttarsi nel mare e solo quando tocchi l'acqua capire che, ma sai, so nuotare, oppure voglio dove voglio andare. Quando mi butto in questo mare so che un po' so nuotare e un po' so anche dove voglio andare, però poi le rotte all'interno di questo blocco, di questa materia cambiano continuamente. E la cosa più bella, la libertà più grande, l'ho capito sempre, 5 minuti dopo, mai 5 minuti prima, è che la libertà più grande è non avere una meta a fuoco. Questo è un po' quello che io cerco lì dentro. L'opera è finita quando io dico che è finita, ed è quel momento in cui tu la guardi e capisci che non c'è più niente da fare, ma non perché è bella, perché è perfetta, ma perché forse anche brutta, ma tu non sai più cosa fare in quella cosa lì. È come un rapporto d'amore, a un certo punto finisce, ma perché finisce? Perché è brutto, perché è molto bello? No, perché tu non sai più cosa fare, per cui c'è anche una forma di noia. Io mi distacco dalle mie opere, prima di finirle ho proprio un momento di distacco in cui non le copro, però le guardo, ma le guardo senza l'interesse di guardarlo, le guardo come fosse qualcosa che ho vicino. Il più delle volte non è finita e mi sento ancora attratto, sento che ancora 1 millimetro devo togliere, allora la giro, tolgo 1 millimetro, a volte anche meno di 1 millimetro, sembra una banalità, ma uno scalpello non toglie 1 metro, non è una motosega, uno scalpello sulla pietra toglie o un blocco che parte deciso, ma se siamo in fase di finitura è 1 millimetro, a volte è come un sassolino, quando cade non fa rumore. Il legno è la stessa cosa, è una sgubiata, è come una piccola fetta di salame, ma non con un coltello da cucina, con un coltellino che è grande 3 centimetri. A un certo punto la guardi, anzi la guardo e mi strappa un sorriso perché sento che è finita. Allora c'è quella cosa magnifica che la giro, perché le firmo dietro io, perché c'è anche pudore nella firma, io ho questa cosa particolare che le firmo dietro, ci metto un nome, un cognome,
un numero, perché il numero mi dice che è pezzo unico, che lei è lei e non c'è altra cosa. A quel punto per me è come un grande sollievo. E a quel punto passano, vanno in un'altra stanza e lì sono un po' come i figli quando diventano un po' più grandi e possono essere liberi di andarsene. Per cui c'è questo distacco che, ripeto, dà grande soddisfazione, perché ogni volta che tu svuoti lo zaino non c'è la tristezza di vederlo vuoto, c'è la soddisfazione e anche una forma di particolare di felicità di vederlo vuoto e sapere che lì dentro puoi metterci ancora qualcosa. Mi piace molto la parola errore. La parola errore è la parola sbaglio. La parola errore è la parola sbaglio e ancora di più suggerisco la parola diverso, barra diversità. E a me tutto quello che è diverso mi affascina. Tutto quello che è uguale a me, alle cose che conosco, ai panorami che ho visto, mi provocano una noia pazzesca che comanda sempre sui miei sensi. La diversità ci insegna qualcosa, l'errore è la cosa da cui partire, non è la cosa su cui arriva, per cui io all'interno della mia scultura faccio una montagna di errori e tutte le volte che faccio un errore scappa una brutta parola, a volte irripetibile, scatta uno scaldamento di testa e quella roba, non so se vi succede, che ti viene quella roba alla testa, ti incazzi un po' con te, perché fai quell'errore? Una vita che batti, una vita che cerchi, una vita che scegli, una vita che... E però c'è l'errore, ma è quella cosa che invece poi ti dà la libertà di ripartire da quel punto qua. E l'errore non lo cerchi naturalmente perché sarebbe una delle più grandi bugie che tu puoi dire, però quando arriva è benvenuta. È come quella cosa, è come il temporale, tu volevi che ci fosse il sole perché dovevi andare a scalare, però ti svegli la mattina e c'è un temporale, cosa dici? Aspetto che passi? No, godo di quel momento, perché da quel momento poi si riparte. Per cui la parola errore è la parola più bella che tu puoi usare quando parli con me. Non credo che le opere di nessun tipo, che non siano letterarie, che siano teatrali, che siano opere scultoree o diversamente un quadro, non credo che facciano domande. Penso anche che non siano nate per dare risposta, ma penso che possono stimolare a domande e anche a risposte. Per cui l'opera d'arte, che sia scritta, che sia scolpita, che sia disegnata, che sia pitturata, che sia a volte solo, tra virgolette, una poesia, per cui poche parole messe insieme, possono dare l'occasione di scaturire desiderio. Tutto quello che e che mi dà desiderio mi fa partire, a volte ripartire, a volte anche solo partire. Ed è la cosa che io cerco. Quando penso al mio laboratorio, magari sono in casa io ho un laboratorio sotto casa, molto comodo, e chi me lo fa fare di scendere quando non è una commissione, quando non c'è il denaro legato a quella cosa lì, è il desiderio di andare avanti, di costruire ancora qualcosa. Per cui per me le opere, che siano d'arte, usiamo un termine abbastanza controverso che uso un po' con difficoltà e facendomi inceppare un po' la lingua nella bocca, mi devono creare desiderio. Che per fortuna mia, perché poi ho avuto la possibilità di farlo diventare un lavoro, per cui un qualcosa che mi dà anche da vivere concretamente, crea desiderio anche a altre persone e questo è il più grande successo. Allora, faccio un piccolissimo preambolo. Io ho anche scritto qualche libretto, 5-6 libretti li ho scritti, di cui qualche romanzo, eccetera. In quel caso il titolo è importantissimo, perché il titolo è un po' l'incipit che mi ha portato, che mi porta in quella strada, in quel viaggio. Il titolo è la cosa più importante per me in un libro, perché è un po' la traccia del sentiero, no? Diversamente la scultura, che invece frequento da molti anni di più, non ha titolo. Per comodità, per il pubblico, per le persone, le chiamo tutte modella. Mi fa ridere perché si chiama modella 1, modella 2, cioè in 30 anni si chiama sempre modella. Qualcuna più fortunata si chiamano nudo, però è nudo 1, nudo 2, perché le distingo in realtà nella mia testa, per cui non amo il titolo. 25 anni fa feci una mostra a Milano, in un posto molto importante,
una galleria molto importante da parte del Duomo, e la gerente, la gallerista, mi ricordo, disse bisogna assolutamente dare un titolo a queste opere. Io ho detto guardi, secondo me no, facciamo così, decida lei, gli diamo i nomi di donne. Ed era, per cui c'era Roberta, Francesca, Giuseppina, Monica, Alessandra, eccetera. È stato un disastro, è stato un disastro perché le persone si identificano nel titolo. Invece la parola modella non vuol dire niente o vuol dire tutto, per cui non parte assolutamente da un titolo, parte da una mia idea. Poi io, se conoscete la mia ricerca, il mio lavoro, sapete che io utilizzo le forme, le linee, i chiaroscuri, i volumi di quella che in teoria è la figura femminile per raccontare una storia, ma è una storia che non è scritta, è una storia che ognuno di noi deve aver desiderio di leggerla e fantasticamente inventarsela, per quello non ha titolo. Cisione di Valmarino, in cui ci vivo direi da 20 anni, se non anche 22, mi ha creato un desiderio. Prima vivevo a Belluno, comunque in provincia di Belluno, dove ero sazio e pago della mia vita e molto felice. Sono successe delle cose che mi hanno dato la possibilità, quasi la scelta di cambiare. In realtà Cisione di Valmarino, a dove vivevo prima, cambia la provincia, cambia il comune, ma in realtà la differenza sono poche manciate di una mano piccola di chilometri. Però in realtà mi ha dato un sacco di linfa nuova, per cui non è stata una scelta proprio di cuore, è successa, è una cosa che succede e io l'ho lasciata che succedesse. Mi ci è voluto un po', perché ho dovuto cambiare anche il modo di respirare, cerchiamo di capirci, ho dovuto cambiare le mie abitudini, no? E anche alzare gli occhi, vedere altre cose, altri panorami. Io sono molto legato alla montagna vera, qui c'era una montagna meravigliosa, ma diciamo con delle forme diverse, però non mi è servito tanto a capire che ero stato adottato da un paese. Per me il paese sono le persone, per cui da una civiltà, e anche e soprattutto da uno spazio naturale. Io parlo dei boschi, quelle poche rocce che ci sono, che mi hanno dato un'energia fantastica, meravigliosa, nuova. E ritorno a quella parolina che ho usato prima, che uso tantissimo, che è la parola desiderio. Perché è una valle bellissima, è una valle ricca, con un po' più di sole, qualche grado di più di differenza nelle varie stagioni, cosa che andando avanti con l'età non guasta. E per cui, sai, ho capito che a volte spostarsi di pochi chilometri ti cambia il punto di vista. Dovremmo farlo. A me la scultura l'ha insegnato, perché la stessa opera, se la guardo a 1 metro, mi dice qualcosa. Se non mi sposto di 1 metro, ma mi sposto lateralmente, traslando dall'opera stessa, il racconto cambia completamente. E la vita è un po' questa cosa qui, no? Bisognerebbe ogni tanto staccarsi, allontanarsi, rimettere a fuoco quello che si guardava con un occhio diverso, e tutto cambia. E, a mio parere, cambia in meglio, cambia. Ma sai, ogni posto ha ritmi diversi, che è la cosa che mi interessa di più e che sento di più. Non è tanto l'energia, perché non ho questo tipo di sensibilità, non lo so, insomma, non è una cosa su cui ci faccio caso. Una cosa a cui faccio veramente tanta attenzione è invece il ritmo, perché ho capito che la vita ha un ritmo, e se noi riusciamo a dargli un ritmo alla nostra vita, qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi cosa pensiamo, in ogni momento, se un buon ritmo ci porta a vivere veramente. Faccio un esempio: quando sono affannato il ritmo mi rende quasi cieco a volte, no? Perché sono così affannato, perché io cerco di non essere affannato. E Cison è stata una grande occasione, forse l'età, forse il momento di maturazione, è arrivato Cison di Valmerneto, è arrivato nel momento giusto, lo affermo proprio con forza. È arrivato il momento in cui potevo carpire questa differenza di ritmo. E Cison del Valmarino è un paese piccolissimo, che a volte si anima, che sembra la piazza più importante del mondo, ma in realtà giornalmente, nelle giornate, nei lunedì mattina, mi fa ridere questa cosa, è tutto di una dolcezza, di una leggerezza, di un silenzio imperturbabile, molto naturale, ed è quello che a me condiziona o comunque dà un ritmo al mio nuovo lavoro.
L'arte è una parola. Se apriamo un dizionario, un vocabolario, adesso abbiamo Google molto facile, basta dirgli questa parola e tira fuori un sacco di definizioni. Le ho lette ripetutamente, sono andato in cerca anche nei testi antichi, vuol dire riguardanti migliaia di anni fa, nessuna mi soddisfa veramente. Allora ho cercato di coniarmene una che mi piaccia, che forse piace a me solo. In realtà l'arte non è niente, perché l'unica vera arte a questo mondo è l'arte della vita. E infatti l'artista, io in realtà sono uno scultore, non sono un artista, ma insomma per comodità e per vezzo dico questa parola forte, che io come artista identifico la mia vita e l'arte come una grande medaglia in cui da una parte è sempre il sole ed è la parte che vedono le persone, ma spesso questa parte così soleggiata, soliva, molto splendente crea invidia, gelosie, fastidi, brutte parole. E nessuno ha accesso alla parte dietro, che è la parte all'ombra, non è buia, c'è poca luce. E le forme a volte non si vedono, i colori spesso non si notano ed è lì dove veramente l'artista vive. E lo dico anche francamente un po' emozionato. Ed è proprio in quello spazio, in quella stanza poco soleggiata, dove tutto è più complicato, più difficile, più faticoso, a volte veramente freddo, dove io mi vedo, mi riscopro, cresco e gioisco tutti i giorni.